se ci vuole. Un paese vuol dire non essere mai soli. Un paese che si riempie di luci, di canti, di gioia, di colori, di famiglie. Siamo ad Arzignano. Entriamo nelle sue notti magiche. Buonasera Enrico. Ciao Ida, benvenuta. Grazie. Arzignano, bellissima, un'estate di rinascita. Sì, un'estate importante che vogliamo regalare ai nostri cittadini per riportarli nel cuore delle piazze a vivere la socialità, il divertimento e anche un po' di spensieratezza che la meritano. Il mercoledì è diventato un appuntamento fisso, vero? Assolutamente, il mercoledì by night ormai è diventato un must per tutti gli arzignanesi. Le abbiamo cominciato da giugno fino a settembre, delle serate piene di gente, di vita, di famiglie, di bambini, con un'alta anche qualità della musica e degli spettacoli. Raccontiamo al nostro pubblico a casa cosa succede qui ad Arzignano il mercoledì sera. Il mercoledì sera alla fine è molto semplice come idea. Abbiamo cercato di dare massimo appoggio a tutti i locali di Arzignano, a tutti i negozi, affinché possano esprimersi nella maniera che reputano più idonea anche per la loro attività. Attraverso il coordinamento del comune e dell'ufficio commercio siamo riusciti a diffondere questa cultura del plateatico, dello stare insieme e del vivere alla sera una piazza viva come oggettivamente era da tantissimo che non si vedeva. Divertimento per i grandi e anche per i piccini qui il mercoledì. Sì. Ogni mercoledì speriamo di venire qua, veniamo qua, ci sentiamo tutti bene e bel tempo, speriamo di venire ogni mercoledì qua, perché con questi adesso regole, restrizioni abbiamo dimenticato praticamente di vivere. Speriamo di essere sempre così, all'aperto. Sempre più liberi. Sì, e di essere umani. Sempre pieno, ogni mercoledì richiama tantissima gente, non solo di Arzignano ma anche dai paesi limitrofi. Esattamente, è sempre più pieno perché il nome del by night ormai si è fatto sempre più famoso anche nella valle ed è un piacere vedere tutta questa gente che passa un mercoledì in totale spensieratezza. Hai detto la parola giusta, una valle. Io sono arrivata e sono rimasta incantata perché questa è veramente una cittadina immersa nelle montagne, si può dire. È una valle meravigliosa. La temperatura poi tra l'altro è ideale qui. È molto buona e molto ideale. Quindi le persone arrivano e trovano questi bar, questi ristorantini, questi negozi aperti, perché ci sono anche i commercianti che tengono i negozi aperti e ognuno presenta anche in esclusiva un loro spettacolo, qualcosa in più, pur di intrattenere, di far felici le famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani. Non manca assolutamente niente. Sì, effettivamente Arzignano oggi si pone un po' come il fulcro dell'Ovest vicentino, una città che attrae molti investitori, molti clienti, molti cittadini e anche visitatori proprio per queste serate che regalano quel senso di estate anche per chi magari non è in ferie o non può andare in luoghi esotici. Davvero Enrico, l'atmosfera è particolare, mi sembra veramente di essere in ferie, in festa, specialmente con questo giardino estivo alle spalle. È stata una bella idea del comune di Arzignano, vero? Grazie mille, l'idea è molto semplice. Il Giardino in Arzignano regala gratuitamente degli spazi pubblici nelle piazze ai nostri negozi di fiori e piante. Si divertono qui i bambini il mercoledì sera? Beh, insomma, possiamo anche vederlo, no? I bambini si divertono con poco, ma in questo caso si stanno divertendo tantissimo, dai. Perché tu qualcosa ne sai, vendi gelati. Sì, io vendo gelato. Bambini, ma soprattutto vendo gelato, vedo gelato ai bambini e alle famiglie
insomma una piazza così ci rende orgogliosi, perché comunque ci dà anche la possibilità di farla vivere questa piazza. Abbiamo un'amministrazione che ci dà una mano in questo e quindi siamo ben contenti, insomma, di farla lavorare e di lavorare tutti quanti. I bambini sempre di più ogni settimana. I bambini sempre di più, infatti vediamo una grandissima partecipazione di famiglie, di bambini, di giovani e deve andare avanti così se vogliamo vivere veramente il nostro paese, la nostra città. Qua lo zucchero filato, la cosa più buona del mondo. Da quando siamo piccoli la prima cosa che ci prendiamo è lo zucchero filato. Viene ancora richiesto molto. Sì, no, noi portiamo anche queste piccole cose per dare un significato maggiore a quello che è lo spirito della città della speranza. Cioè €1 vicino a €1 fanno le cose grandi. Sì. La ricerca adesso. Diciamo che il lato positivo del Covid, se c'è un lato positivo, è che si dà più valore alla ricerca. Ecco, noi è da qualche anno che però abbiamo dei buoni risultati. E in passeggiata non possono mancare sicuramente i nostri amici a quattro zampe. Certo, sempre con noi, ci seguono ovunque, se usciamo loro sono ben felici. E si divertono anche loro naturalmente Certo, qui molto, e fanno amicizia con altri cani, amici, e sono contenti. Enrico, cosa vuol dire coordinare una serata dove tutti gli esercizi commerciali propongono un evento? Beh, inizialmente è stato un grande impegno per trovare quelle sinergie, però devo essere sincero, il grande merito va ai nostri negozi e alle nostre attività commerciali, perché una volta spiegata l'idea, trovata la giusta armonia per coordinare tutto, sono stati bravissimi e quello che vediamo questa sera è merito dei negozi di Arzignano. Che hanno fatto squadra, hanno saputo fare squadra, hanno saputo fare famiglia. Bravissime, infatti il merito dell'amministrazione, se vogliamo darcene uno, è stata quella di trovare la maniera per far dialogare tutti assieme e far capire che uniti abbiamo un potenziale come Arzignano che è pazzesco. Questa sera lo vediamo in tutta la sua magnificenza. Perché io sento una musica bella, ritmata, forte alle mie spalle. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo che ti offro un mojito nel bar dietro al Mattarello, dove dei giovani hanno allestito un bellissimo show. E io accetto, andiamo. Grazie. E allora ragazzi, aria di festa questa sera ad Arzignano. Ogni mercoledì l'appuntamento è fisso. È fisso, si sta sempre bene. Le vostre ferie le fate via o le fate qua? Io ho fatto un po' di ferie, però sto molto qua anche. E tu le fai qua le ferie? Le faccio qua le ferie. Ma è come essere in ferie, c'è un'aria di festa meravigliosa. E voi da dove arrivate? Arzignano. Di Montecchio. Di Montecchio, quindi arrivate anche da fuori. Il divertimento è assicurato, ma è un divertimento sano, ovvio. Uno scenario unico qui ad Arzignano dove fanno da cornice tutti i negozi, i ristoranti del centro. Sì, è uno scenario bellissimo, il comune ha organizzato queste manifestazioni importanti tutti i mercoledì, anche noi abbiamo lo spazio qui fuori, in sicurezza, distanziati, facciamo servizio ristorazione, facciamo hamburger, facciamo focacce, i nostri clienti sono felicissimi anche perché facciamo dei piccoli eventi come tutti quanti i locali del centro, è riuscitissimo come evento. Quindi le persone possono venire qua, possono cenare tranquillamente, ascoltare della buona musica che voi proponete naturalmente ogni mercoledì. Ogni mercoledì in piazza tutti quanti i locali propongono qualcosa di diverso, è una formula vincente. Ragazze, qual è il drink più richiesto in queste serate? Long Island e poi abbiamo gli analcolici della casa noi. Qui ad Arzignano, anche voi da dove arrivate? Io sono da qua vicino, però vengo qua sempre, è bello.
E te da dove arrivi? Io vengo da Chiampo, tutti i mercoledì qua appuntamento fisso al By Night al Matta. Assolutamente, fino a settembre. Sempre, tutti i mercoledì fissi, sempre. La musica è la protagonista delle serate di Arzignano, vero? Esatto, perché nei vari bar ci sono vari tipi di musica che intrattengono le serate di mercoledì by night. Certo, quindi voi passate di bar in bar, di locale in locale. Esatto. Dovete un divertimento assoluto, Sì. E qui cosa si beve? Nei mercoledì sera di Arzignano si beve Ugo. Il mercoledì sera ad Arzignano non può mancare il cibo da passeggio, il food truck. Di strada, i classici panini veneti con la porchetta veneta, le salsicce. Una serie interminabile di panche e panchine, qui le riempiamo tutte di mercoledì sera. Certo, è sempre pieno di gente, musica, divertimento, qui si divertono tutti. La specialità della casa più richiesta? Abbiamo le piadine che arrivano direttamente dalla Romagna con la salsiccia fresca di macelleria. Tutto fresco qui, niente cose congelate, niente confezionate, tutto al momento. Ed eccoci qua col nostro panino, con una bella compagnia di giovani. E cosa avete fatto questa sera? Party bar? Vi siete divertiti come? Siamo andati un po' in giro, abbiamo visto un po' di ragazze. E mercoledì prossimo cosa si fa? Chiaramente torniamo qua a mangiarci un bel panino dopo un bel giro dei bar che non fa mai male. Lascia il tuo paese, ma non lasciare che il tuo paese ci lasci. Grazie ad Arzignano di averci ospitato e grazie anche a voi telespettatori di seguirci sempre così numerosi. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se avete piacere a rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie, buona serata.